Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Catania, condannati 4 dei 7 imputati per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini su una tredicenne avvenuto nel 2024. Costrinsero il giovane fidanzato ad assistere alla violenza consumata nei bagni del parco cittadino. Lavoravano in nero i 2 operai morti precipitando dal cestello di una gru a Palermo mentre seguivano delle opere in un appartamento al 10° piano di uno stabile. Il titolare della ditta e il proprietario dell'appartamento iscritti nel registro degli indagati. Incidenti mortali a Catania e Acquedolci nel Messinese, 3 le vittime. A Palermo nello scontro tra 2 auto, altre 3 feriti di cui 1 grave. Tutto nel giro di poche ore. A Sferacavallo nel Palermitano 30 colpi di Kalashnikov contro un garage pubblico. Stessa scena 3 settimane fa contro la Sicily by Car. Il mandamento mafioso di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili per imporre il pizzo, terrorizzando la gente. Termovalorizzatori di Palermo e Catania in funzione dal 2028 è l'obiettivo del governatore Schifani, che annuncia anche un progetto specifico per l'acqua e la raccolta differenziata, e sul futuro del suo governo dice: i numeri parlano da soli. Il caro gasolio mette in crisi la pesca. A Lampedusa pescatori pronti a restituire le licenze in assenza di interventi urgenti per ridurre i costi. In Sicilia i carburanti restano tra i più cari d'Italia. E poi il calcio, in Lega Pro il Catania lunedì va a Crotone per difendere il secondo posto e arrivare al meglio ai play-off. Assenti Viali per squalifica, Casasola e Jimenez. Viali prova a recuperare Forte e Cicerelli. Catania la sentenza per lo stupro di gruppo su una tredicenne alla Villa Bellini nel 2024. 3 condanne e un'assoluzione per i 4 egiziani accusati della violenza e per aver costretto il fidanzato ad assistere alla violenza sulla ragazza. Angelo Gaiano. 3 condanne ed un'assoluzione, la sentenza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, presieduta da Santino Mirabella, nel processo per la violenza sessuale di gruppo su una ragazza, allora tredicenne, commessa nei bagni della Villa Bellini di Catania il 30 gennaio del 2024. Le pene inflitte vanno dai 4 anni ai 8 anni e 4 mesi di reclusione. Assolto per non avere commesso il fatto l'egiziano, che ha sempre dichiarato di essere stato al telefono mentre avveniva la violenza sulla tredicenne. I 4 imputati, tutti egiziani, erano accusati anche di violenza privata nei confronti del fidanzatino 17enne della vittima, che fu, secondo l'accusa, bloccato e picchiato per impedirgli di aiutare la giovane fidanzatina stuprata da un maggiorenne e da una minorenne, che sono stati processati e condannati, ma non ancora in via definitiva. È stata accolta solo una delle richieste di condanne a oltre 8 anni nei confronti appunto di uno dei 3 soggetti ritenuti colpevoli. Lodevole che sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione nei confronti di colui per cui sussistevano ragionevoli dubbi, dato che pare fosse per lo più al telefono mentre la fidanzatina del mio assistito subiva violenza nei bagni della Villa Bellini. Il Tribunale ha disposto per i 3 condannati, per 2 anni dopo aver espiato la pena, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati solitamente da minorenni e di svolgere lavori che prevedono contatti con minorenni, nonché l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia su residenza e spostamenti. Lavoravano in nero i 2 operai morti precipitando dal cestello di una gru a Palermo mentre eseguivano delle opere in un appartamento al 10° piano di uno stabile. Il titolare della ditta e il proprietario dell'appartamento iscritti nel registro degli indagati. Marco Gullà. Lavoravano in nero i 2 operai, Daniluc Tiberi Micai e Nayai Jayaldin, un rumeno e un tunisino, morti precipitando dal cestello di una gru a Palermo mentre eseguivano delle opere in un appartamento al 10° piano di questo palazzo. Dai primi accertamenti degli investigatori, confermati anche dalle testimonianze dei familiari delle 2 vittime, non avrebbero avuto alcun contratto e non risulterebbero iscritti né alla Cassa Edile né alla Edil Cassa. Nelle prossime ore il titolare della ditta Edil Tech, per la quale lavoravano i 2 operai,
Micai e il committente delle opere proprietario dell'appartamento interessato dai lavori verranno iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto che consentirà loro di partecipare con propri consulenti all'esame autoptico sui corpi fissato per lunedì all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico. Le due vittime si trovavano nel cestello che è precipitato sfondando la pensilina di un negozio di gomme. Anche un operaio dell'attività commerciale, Emanuele Parisi, 34 anni, è rimasto ferito. Per fortuna le pile di copertori hanno evitato che venisse schiacciato dal carrello. Io ho sentito un rumore come se fosse crollato un palazzo perché ero all'interno della stanza, stavo lavorando. Sì. Al che mi affaccio, vedo la gru e subito corro. Sì. Ho visto i due poverini, gli operai a terra nello scivolo. Le indagini dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e lo stato di manutenzione del mezzo. Ennesima tragedia, purtroppo annunciata. Noi abbiamo da anni denunciato le condizioni in cui versano i cantieri edili palermitani. Abbiamo chiesto alle istituzioni, abbiamo chiesto alla prefettura. Purtroppo in questa città si muore lavorando. Questo è un dramma al quale tutti noi, organizzazioni sindacali, istituzioni, politica, dobbiamo intervenire. Incidenti mortali a Catania e Acquedolci nel Messinese, 3 feriti di cui uno grave a Palermo, tutto nel giro di poche ore tra ieri sera e questa mattina. Francesco Triolo. Strade siciliane macchiate di sangue ad Acquedolci del Messinese. Ieri sera un violento scontro tra 2 auto ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di una giovane. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 lungo la strada statale 113 in un tratto in rettilineo. A perdere la vita sono stati Giuseppe Crisci, 54 anni, e Domenico Gerbino, 25, suocero e genero, entrambi originari di Caronia. I due viaggiavano sulla stessa vettura insieme alla figlia del 54enne rimasta ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Non gravi invece le condizioni del conducente dell'altra auto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui si trovavano le vittime, diretta verso Palermo, si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura. Dopo l'impatto la macchina è finita contro un albero, ribaltandosi su un fianco. Per i 2 uomini non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Grave incidente stradale oggi poco prima delle 12 sulla tangenziale di Catania, all'altezza del bivio per San Gregorio. Una moto è finita contro il guardrail, il cinquantenne che era alla guida del mezzo è morto. Sul posto i soccorsi del 118, traffico in tilt con lunghe code sul viale Mediterraneo in direzione San Gregorio. E di 3 feriti, di cui uno grave invece il bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo nel curvone della Cala. Un Audi Q2 guidata da un 23enne all'altezza della curva a forte velocità ha superato il cordolo ed è finita contro una Ford C-Max guidata da un 50enne di San Giuseppe Iato. L'impatto è stato violentissimo, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale civico, sono in corso i controlli alcolemici e tossicologici sui guidatori. Notte di terrore a Sferracavallo, raffica di colpi di Kalashnikov contro un'autorimessa, danni a veicoli e struttura, colpi anche sul gabbiotto dei custodi. Il mandamento mafioso di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili. Marco Gullà. Oltre 30 colpi di mitra contro la vetrina di un'autorimessa e alcune auto. È successo ieri notte nella borgata marinara di Sferracavallo, località balneare di Palermo. Una Fiat 500 di colore nero si è fermata davanti all'autorimessa. Il passeggero è sceso e ha sparato una trentina di colpi con una mitragliatrice, prendendo di mira, oltre al cancello, anche alcune automobili parcheggiate. Un'intimidazione di stampo mafioso, Cosa Nostra che torna ad alzare la voce. Dopo gli atti intimidatori contro l'azienda Sicily by Car, il mandamento di San Lorenzo continua a mandare messaggi inequivocabili. La mafia c'è e marca il territorio. Scene di guerra, ci dice un residente che non vuole apparire, una raffica spaventosa, non abbiamo capito subito cosa fosse. Non potevamo immaginare una cosa del genere, un fragore violentissimo. A sparare un giovane uscito dal lato passeggero della Fiat 500 mentre il guidatore è rimasto in abitacolo con il motore acceso. Poi dopo gli spari, la fuga, un po' come era successo settimane fa con un altro atto intimidatorio verso Sicily by Car. Anche allora erano arrivati in macchina, che però non era ripartita, costringendoli a scappare a piedi. I colpi si erano conficcati sui muri di una villetta dove era in corso una festa e di una casa vacanze, per fortuna vuota. Episodi inquietanti, allora come oggi. Cosa Nostra vuole segnare il territorio.
L'obiettivo dei termovalorizzatori di Palermo e Catania in funzione dal 2028 è un progetto specifico per l'acqua e la raccolta differenziata. Il presidente della regione Schifani parla a margine di un incontro alla Camera di Commercio. Sul futuro del suo governo dice i numeri parlano da soli. Orazio Longo. Nonostante le piogge abbondanti dei mesi scorsi, resta critica la situazione degli invasi siciliani. Il dato emerge dal report pubblicato sul sito della regione e dall'autorità di bacino sullo stato delle dighe. Sarebbero circa 370 i milioni di metri cubi di acqua utilizzabili, poco più di un terzo della capacità potenziale degli invasi. Gli interventi tra fondi nazionali e regionali hanno riguardato sostanzialmente lo scavo di nuovi pozzi e iniziali opere di recupero delle perdite causate da una rete idrica colabrodo. Il nostro progetto è forte, noi abbiamo tempo fa addirittura ingaggiato un confronto con il governo per avere un ritorno di royalty maggiore rispetto a quello previsto dall'attuale legge, perché effettivamente il combinato disposto degli investimenti del nostro clima porta alla formazione di un'energia rinnovabile di quantità non indifferente. Mi riprometto di parlarne, però siamo molto presenti, siamo presenti con un bando che incentiva l'installazione di pannelli qualora le famiglie intendessero realizzarle. La regione si farà carico di attivare una campagna regionale per la raccolta differenziata, ha aggiunto Schifani, a margine di un incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio di Palermo, sottolineando che i rifiuti non sono un problema ma una risorsa. Tra gli obiettivi dichiarati i termovalorizzatori, per quelli di Catania e Palermo, stipulata un'intesa per la loro gestione con Invitalia e già avviata la progettazione con l'impegno di rendere gli impianti operativi entro il 2028. Schifani ha poi risposto alle domande sul futuro del suo governo regionale in vista delle elezioni. Abbiamo un sistema che abbiamo attivato di forte crescita che merita di essere sostenuto nella coerenza di un proseguo. Poi naturalmente io sono espressione di una coalizione, quindi non decido da solo, però credo che i numeri parlino da sé. Sanità e liste d'attesa restano tra i temi più discussi nel dibattito nazionale e regionale. In Sicilia l'assessore alla salute Daniela Faraoni è intervenuta oggi sull'argomento a Caltanissetta, il servizio di Rita Cinardi. Il tema delle liste d'attesa resta una delle principali criticità del sistema sanitario, un problema che riguarda tutta l'Italia e su cui si continua a lavorare anche in Sicilia. A margine della presentazione della nuova piattaforma digitale Tara al CEFAS di Caltanissetta, l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ha fatto il punto sulla situazione nell'isola. Oggi mi pare che la Meloni ancora una volta abbia dedicato un suo intervento su questo tema, quindi significa che il problema è probabilmente relativo a tutta il nostro sistema sanitario nazionale, che probabilmente in merito a questa voce dovrà rivedere, come già è allo studio presso Agenas, di costruire un nuovo modello di rilevazione, perché quello che in questo momento è in uso ha dimostrato delle difficoltà anche nei confronti della comunicazione rispetto ai bisogni del cittadino. Il monitoraggio è continuo, possiamo ancora confermare che le prestazioni urgenti e brevi vengono in tutta la Sicilia soddisfatte nei tempi che sono previsti dalla norma. Negli ultimi giorni però il dibattito si è acceso anche sul tema delle prestazioni in intramoenia, dopo il caso segnalato nel siracusano di un paziente al quale una risonanza magnetica sarebbe stata proposta a fine luglio tramite CUP, mentre pagando la stessa prestazione sarebbe stata disponibile nel giro di 2 giorni, una vicenda sulla quale l'assessore Faraoni ha chiarito la posizione della regione. Noi abbiamo l'obbligo di assicurare nell'ambito provinciale ad ogni cittadino la sua prestazione nei tempi necessari. Il caro gasolio mette in crisi la pesca. A Lampedusa pescatori pronti a restituire le licenze in assenza di interventi urgenti per ridurre i costi. Intanto in Sicilia i carburanti restano tra i più cari d'Italia. Roberta Lunghi. Il caro carburanti mette in ginocchio la pesca e a Lampedusa la crisi diventa simbolo di una emergenza più ampia. Qui dove il mare è lavoro e sopravvivenza, uscire con i pescherecci costa il doppio rispetto a pochi mesi fa. Un aumento che, sommato al maltempo, alla scarsità di pesce legato al cambiamento climatico, rende difficile sostenere l'attività. Una crisi aggravata dalle tensioni internazionali che hanno fatto impennare i costi. Se non si prendono decisioni drastiche sul costo del gasolio, saremo
costretti a consegnare tutte le licenze. È una cosa normale, non si può andare a pescare con un litro di gasolio che costa 1,40 €, 1,50 €. I pescatori restano in attesa di risposte dalla politica. Abbiamo fatto la riunione con la commissione e all'Arse di tutti i Cogepa della Sicilia, compreso il Cogepa di Lampedusa e il Consorzio per la Pesca. Lunedì di pomeriggio c'è il tavolo tecnico all'assessorato attività produttive sul gasolio, sul caro gasolio, e quindi aspettiamo queste risposte per poi prendere decisione. Intanto in Sicilia i carburanti restano tra i più cari d'Italia, mentre nel resto del paese iniziano i ribassi, il gasolio continua a salire. Pesano costi logistici, minore concorrenza e i ritardi nel recepire i cali internazionali. Il Codacons chiede interventi urgenti al governo. Mobilità insostenibile a Catania Pedoni alle prese, con marciapiedi disastrati che mettono a rischio la loro incolumità. Tonino De Mana. Due immagini simbolo nello stesso punto: 3 giovani turiste in difficoltà con il trolley ed un anziano alle prese con il marciapiede disastrato. Catania si conferma ostile ed ostica per i pedoni, sempre più ostaggio di una città che non è certo a misura d'uomo. Di fatto camminare a piedi è sempre più rischioso ed il pericolo non è soltanto all'angolo dalle vie Ventimiglia ed Enrico Adolfo Pantano. Siamo in pieno centro, non in una strada di periferia, e bastano una telecamera ed un microfono per attirare, è il caso di dire, chi vuole raccontare un'esperienza. Lei abita qui, ma quante persone ha visto cadere in questa strada? Almeno 3 sicuro. Di una so per certo che si è rotta il femore. E per noi anziani è un problema serio. È una situazione incredibile. Da sotto casa magari una persona si vuole spostare, poi vedo anche i turisti che hanno difficoltà. È una situazione molto particolare, onestamente. Sono tante le segnalazioni alla linea di WhatsApp 342 74 55 005, testi più o meno simili, visto che i marciapiedi ostacolo sono ovunque, dai materassi all'immancabile spazzatura che rende problematico il passaggio in via Caronda, analoga scena in via Conte Ruggero. E che dire di piazza Verga? Siamo di fronte al tribunale, ma sembra di essere in una strada scenario di guerra. Si parla tanto di mobilità sostenibile, si incentiva ad usare meno l'auto, ma per i pedoni sono sempre più tempi difficili. Quando l'amore diventa una trappola, a scuola a Ragusa si impara a riconoscere e prevenire la violenza di genere. Gli studenti incontrano lo psicologo che propone strategie per prendere coscienza e troncare le relazioni tossiche. Veronica Barbarino. I casi di femminicidio e violenza sulle donne continuano a riempire le cronache del nostro paese. Episodi che non possono più essere letti come fatti isolati, ma come il segnale di un problema culturale profondo. Ed è proprio da qui che nasce la necessità di intervenire prima, partendo da un'aula piena di ragazzi. Vietano ad esempio ad uscire con le amiche, gesto molto quotidiano, semplicemente non mettere quel vestito, non indossare quella determinata scarpa, magari potrebbe farti apparire come una persona che in realtà poi non sei. A me ad esempio è capitato una volta che ero stata invitata a un matrimonio e una coppia di invitati si sono messi a litigare. L'uomo a un certo punto ha tentato di spingere la donna in piscina e quindi tutti ci siamo allarmati, ci siamo andati a controllare che effettivamente la situazione fosse sotto controllo o meno. Si parla di emozioni, relazioni, ma anche di violenza e segnali da non ignorare, perché solo riconoscendoli è possibile spezzare dinamiche pericolose. È il progetto della rete antiviolenza Moru, che insegna a riconoscere fenomeni come grooming, love bombing, stalking, manipolazione. A condurre l'incontro lo psicologo e criminologo Andrea Giostra. I segnali sono tanti, ma in genere una persona che è autoreferenziata, parla sempre di sé, e io ho fatto questo, io ho fatto quello, non ascolta quello che dicono gli altri, ha bisogno di nutrirsi dei successi dell'altro perché lui, o dell'altra in questo caso, perché lui è una persona che sa di essere mediocre, malgrado si dimostri o voglia dimostrare di essere una persona di grande successo, di grande capacità, invece non lo è. Il messaggio è chiaro: l'amore non è possesso, non è controllo, non è paura. Piff torna al cinema con una commedia ironica e personale su fede, incoerenza e identità che Dio perdona a tutti. Tra Sicilia, dolci e processioni, Arturo cerca risposte senza rinunciare al sorriso. Eva Spampinato ha incontrato Piff e la protagonista femminile Giusy Buscemi. Vediamo.
Di solito quando si vuole conquistare una ragazza ci si mette a dieta, invece qua mi sembra che va a finire al contrario. Ma se non puoi nascondere i tuoi punti deboli, li devi mostrare, farli diventare dei punti di forza. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno. Che Dio perdona a tutti è un film su Dio e sulla ricotta. Parola di Piff, Pierfrancesco Di Liberto, che torna dietro la macchina da presa in una pellicola di cui firma anche la sceneggiatura, dove si intrecciano sentimenti, fede e identità. In Sicilia basta dire futti futti che Dio perdona a tutti ed è chiaro a tutti. Magari in Veneto lo prendo in maniera letterale, in realtà noi sappiamo che è più una metafora. C'è la Sicilia, ci sono i dolci, anche quelli meno conosciuti come la patata, 2 strati di pan di Spagna imbevuto di rum, ripieno di crema, avvolto da pasta di marzapane. Era importante far capire quanto i dolci siano importanti in Sicilia. Iris ricotta al forno e strisciata di cacao. Agnostico lui, Arturo Piff, super credente lei, Flora Giusy Buscemi, siciliani entrambi, come Francesco Scianna, l'amico Fedifrago. Attorno una Sicilia fatta di feste patronali e contraddizioni. Bello poter raccontare un personaggio come Flora che ha tante forme, tante sfumature e che viene messa in discussione dall'arrivo di Arturo. Mettere in discussione ciò che noi pensiamo essere una certezza è sempre salutare, fa bene. Nel cast Carlos Ippolito nel ruolo di Papa Francesco, che Piff ha incontrato nella realtà, e i siciliani Maurizio Marchetti e Domenico Centamore. Alla fine Dio perdona a tutti. Come dice lui, prima ci deve essere il pentimento. Certo, poi il perdono deve venire dopo il pentimento. Noi in Sicilia questa cosa non abbiamo chiaro il perdono, il pentimento sorvoliamo. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, difendere il secondo posto per arrivare al meglio ai play-off. È l'obiettivo del Catania, che lunedì sarà di scena a Crotone. Viali senza gli squalificati Casasola e Jimenez, prova a recuperare totalmente Forte e Cicerelli. Francesco Triolo. Il Catania guarda ai play-off con nuove certezze, il momento decisivo della stagione. I rossazzurri vogliono dimostrare di essere pronti. Tra le note positive degli ultimi giorni c'è il ritorno di Cicerelli, qualità e imprevedibilità al servizio della squadra, con un minutaggio destinato a crescere, un'arma in più per Viali che punta a ritrovare brillantezza e incisività in fase offensiva. Attenzione anche a Forte, pronto a dare peso e presenza in area. Il suo contributo può risultare determinante per un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con assenze e adattamenti. Il tecnico continua a lavorare sulle alternative cercando equilibrio e continuità. L'obiettivo è chiaro: arrivare agli spareggi promozione con un gruppo completo, competitivo e capace di cambiare volto durante la partita. Intanto il Catania deve difendere il secondo posto, manca poco per la matematica certezza, poi testa ai playoff dove serviranno condizione, profondità della panchina e qualità. E proprio da giocatori come Cicerelli e Forti può arrivare quella spinta in più per inseguire il sogno Serie B. Nella trasferta di Crotone di lunedì, Viali dovrà fare fronte a 2 assenze pesanti, Casasola e Jimenez, entrambi squalificati. Il tecnico studia le alternative e valuta possibili cambi di modulo. Si va dal ritorno alla difesa a 3 fino alla conferma della linea 4 con l'inserimento di Pieraccini al posto di Casasola e uno tra Gherardi e Allegretta accanto a Carni e Lutti. Sulla tre quarti senza Jimenez spazio d'ausilio con Lunetta e Bruzzanini a completare il reparto, ma non è l'unica opzione. Attenzione anche a Lunetta falso 9, soluzione già testata, e prende quota anche l'ipotesi del 3-5-2 con Quaini e Di Tacchio in cabina di regia, Corbari mezzala e spinta sugli esterni affidata a Raimo e Donnarumma. Una pausa brevissima, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.